Cari telespettatori, un altro appuntamento del gusto della terra e questa volta ci troviamo nel territorio veronese, abbracciamo tutta l'area della provincia di Verona per raccontarvi delle pesche, le pesche IGP, rigorosamente veronesi, e ve lo spiegheremo anche bene il perché. In modo particolare nella zona del Veronese le testimonianze sono antichissime, già Plinio parla di questo frutto peloso, lo definisce, che si trova nella zona di Verona, ma nel 1700 incomincia la prima diffusione, la commercializzazione e i primi anni del 1900-1930 incomincia anche una forma di pubblicità molto insistente, ci sono le feste, ci sono dei concorsi, ci sono degli eventi dedicati alla pesca veronese. Insomma, andiamo a scoprirlo insieme e quindi dobbiamo rigorosamente spostarci in un luogo di raccolta delle pesche, perché dall'albero, dalla terra, le pesche giungono alla loro fase un po' più complessa, quella di selezione, di valutazione, per poi arrivare nei nostri mercati. Allora, entriamo necessariamente in un magazzino di lavorazione della pesca IGP di Verona, rigorosamente. Incontriamo il presidente del consorzio pesca di Verona IGP, Fausto Bertaiola. Grazie di accompagnarci in questo viaggio, perché vogliamo conoscere le caratteristiche della pesca veronese rigorosamente e incominciamo a far scoprire ai nostri telespettatori dove viene raccolta e anche il periodo di raccolta della pesca veronese. Allora, la pesca di Verona è coltivata, lo dice il nome, nella provincia di Verona che storicamente era uno dei distretti produttivi per questa cultura più importanti d'Italia e riconosciuto a livello europeo. E la pesca di Verona, secondo il dettame del decreto del regolamento comunitario, deve contenere e prevedere tutta una serie di cultivar, quindi di varietà selezionate collegate alla storicità di coltivazione. Quindi l'IGP di Verona prevede una ventina di cultivar, solo quelle cultivar possono essere marchiate IGP di Verona. La zona, l'ho detta, è la provincia di Verona, il periodo di raccolta è questo, quindi la raccolta delle pesche va mediamente da metà giugno fino alla fine di agosto. E questo dovrebbe essere il periodo in cui teoricamente uno dovrebbe consumare il frutto fresco. Dovrebbe consumare la frutta fresca nel periodo più appropriato, quindi questo è il periodo ottimo. Questa è anche un po' una disaffezione che c'è stata nel tempo, anche perché la gamma e l'offerta che c'è ad oggi è molto eterogenea, quindi c'è un po' di tutto e si è perso il contatto con la stagionalità. Stagionalità però vuol dire mangiare prodotto fresco, quindi sicuramente più saporito e probabilmente, anzi sicuramente, ad un prezzo inferiore. Allora andiamo sempre più nel dettaglio, ma facciamo conoscere la storicità di questo prodotto, perché da testi antichissimi risulta che dall'epoca romana qui si producevano pesche, poi abbiamo testimonianze anche più recenti e addirittura dei testi che menzionano in ere insospettabili la zona di produzione peculiare della pesca. Ma come mai? Ma probabilmente perché qui ha trovato l'habitat ideale e questa è una zona che storicamente è stata dedica alla coltivazione della pesca. E, come accennava lei, abbiamo delle informazioni addirittura nel periodo romano, anche se bisogna dire che la coltivazione intesa in senso intensivo la possiamo far risalire all'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento. Infatti intorno al 1930 ci sono dei cartelli emblematici che stimolavano il consumatore all'utilizzo, al consumo della pesca. Sì, erano le prime pesche fra l'altro destinate già a una piccola esportazione, perché si arrivava fino al mercato di Monaco di Baviera e sostanzialmente in quel tempo non erano molti distretti produttivi della pesca. Verona era uno fra i distretti produttivi più famosi e più rinomati. Allora, ci sono delle varietà, nel consorzio IGP in particolare quante sono e quali sarebbero queste varietà presenti? Allora, le varietà sono 24 e sono varietà, perché il problema delle varietà nella pesca è un problema un po' difficile, nel senso che c'è un rinnovo molto veloce, c'è una ricerca, non è come la mela che ci sono 7, 8, 10 varietà di riferimento che da anni e anni si ripropongono. Il turnover nelle varietà delle pesche è velocissimo, quindi ogni anno mediamente si ritrovano un centinaio di varietà nuove
Noi abbiamo selezionato delle varietà, perché in realtà le varietà che si coltivavano 50 anni fa non ci sono più. Abbiamo selezionato delle varietà che ci sembravano da un lato essere storiche, nel senso che sono presenti sul territorio da qualche decennio e che maggiormente rispeccassero un po' quelle che sono le peculiarità della nostra zona. Alle nostre spalle stiamo vedendo delle lavoratrici che alacremente stanno facendo una selezione di pesche. Che cosa avviene? Quindi vediamo un po' di raccontare anche le fasi di raccolta, fasi produttive. Se necessario forse dobbiamo spostarci a questo punto per vedere anche una fase molto importante che è la preselezione. E allora per farlo seguiteci, perché noi logisticamente ci spostiamo e vi facciamo vedere come avviene dallo scarico alla prima selezione alla fase finale, quando avviene appunto l'imballaggio, una specie di imballaggio, la scelta. Presidente, dove stiamo salendo adesso? Dove ci troviamo logisticamente? Allora, questa è la fase, diciamo così, della precalibratura, anzi della calibratura, nel senso che le pesche vengono raccolte, vengono portate in magazzino vengono o precalibrate subito quando si riesce, perché è preferibile, oppure vengono raffreddate e precalibrate il giorno dopo. Raffreddate a che temperatura? Beh, le pesche intorno ai 2 gradi, 2 gradi e mezzo. Per far sì che la maturazione venga bloccata? Sì, per aumentare la durata del frutto, certo. Allora, calibratura perché il disciplinare richiede un certo tipo di calibro? Beh, disciplinare richiede un certo tipo di calibro, comunque diciamo commercialmente le pesche vanno vendute a categorie, possiamo dire, quindi innanzitutto c'è prima categoria e seconda categoria, nel caso di DCP deve essere solamente prima categoria o categoria extra, e poi ci sono i vari calibri che hanno dei confezionamenti anche diversi, quindi avremo i calibri più grossi che sostanzialmente vengono classificati in sigle A, AA, AAA, che seguono, diciamo così, la fascia più alta, solitamente vengono messi in padelle, quindi cassettine ad uno strato. Man mano che si scende si arriva per esempio alla confezione del cestino, che è quella più usuale nel supermercato, dove lì i calibri sono più piccoli. Quindi è anche importante sapere che ci sono diverse dimensioni delle pesche e quindi anche diversa qualità. Questa apparecchiatura che cosa fa sostanzialmente? Perché poi vediamo che in basso viene anche una prespazzolatura. Allora la linea di calibrazione, sostanzialmente c'è uno svuotatore automatico, la frutta viene rovesciata su un nastro che adesso si è fermato per motivi tecnici, e c'è una prima cernita dalle operatrici che tirano fuori, diciamo, la frutta che ha dei difetti o matura o comunque ha dei difetti, e quindi la macchina prevede poi a dividere la frutta, diciamo così, in base ai calibri. Ci sono le varie uscite, ogni uscita corrisponde a un calibro. La frutta calibrata poi viene riposizionata in ambiente controllato e aspetta la fase successiva, che è quella del confezionamento. Quindi in base agli ordini, se ci sarà da confezionare frutta con calibro piccolo, si andrà a prendere la frutta di calibro piccolo o viceversa la frutta di calibro più abbondante. Comunque c'è un lavoro di selezione fatto rigorosamente a mano, che poi vediamo in 2 fasi successive. C'è un lavoro di selezione molto attento e molto accurato, che segue un lavoro di selezione che viene fatto anche in campagna, che gli stessi produttori nel momento della raccolta, pur facendo una raccolta alla rinfusa, comunque devono fare una prima selezione cercando di eliminare tutti i frutti, diciamo così, che non sono conformi. E tutto questo segue inoltre un discorso di tracciabilità che noi abbiamo con un sistema di etichettatura, quindi siamo in grado di risalire dalla cassetta non dico all'albero, ma all'appezzamento che ha prodotto quella frutta. Perfetto, trasferiamoci, vediamo ancora più da vicino questa frutta straordinaria. Allora Presidente, adesso che fase è praticamente delle pesche? Cosa succede a questo punto? Queste sono pesche già calibrate, quindi diciamo così di uguale dimensione. A questo punto vengono messe, questo tipo stiamo facendo un imballaggio particolare, vengono posizionate nell'imballaggio richiesto dal cliente finale.
L'ultima fase sarà quella di, come si può dire, si mettono in diciamo così, cosiddetto packaging, vengono impacchettate e quindi il carico e la spedizione. Ecco, per riconoscere le pesche IGP, che sono quelle di indicazione geografica protetta, lo ricordiamo, che hanno tutti dei requisiti molto particolari, l'imballaggio come deve essere? L'imballaggio dell'IGP è un imballaggio selezionato, è un imballaggio che sopra riporta il simbolo ufficiale riconosciuto dal Ministero come marchio IGP. Le pesche, secondo il disciplinare, devono essere o bollinate oppure devono essere chiuse da una confezione, da un sigillo ermetico, che nel momento in cui tu vuoi estrarre un frutto devi per forza rovinare la copertura, quindi non può essere riutilizzata. Quali sono le garanzie nella coltivazione, a questo punto l'utilizzo anche di sostanze che possono per il terreno, insomma, di vario genere, quindi il consumatore finale che garanzie anche di salubrità e qualità del prodotto? Beh, questo è un argomento molto complicato. Diciamo innanzitutto che per quanto riguarda l'utilizzo di fitosanitari l'Italia è al primissimo posto a livello mondiale. Noi tutti gli anni abbiamo una revisione di quelli che sono i prodotti utilizzati in campagna per la difesa fitosanitaria dei prodotti. Quindi nel momento in cui la ricerca trova una molecola che è ancora maggiormente rispettosa per l'ambiente o ancora maggiormente rispettosa per la salute dell'uomo, automaticamente scalza il prodotto che c'era prima. Quindi abbiamo un livello di sicurezza assoluto. Oltre a questo poi abbiamo ancora dei disciplinari più restrittivi, per esempio noi come consorzio ormai abbiamo applicato parte della produzione biologica e parte della produzione integrata, quindi maggiormente restrittiva. La produzione integrata, per farla in poche parole, è una tecnica che mette insieme tecniche agronomiche e utilizzo di fitosanitari, il minimo indispensabile e solamente i prodotti più, diciamo così, attenti sia all'ecosistema, quindi sia alla natura che alla salute dell'uomo, e il risultato è un prodotto assolutamente di altissima sicurezza. Benissimo. E allora il nostro viaggio nel mondo della pesca veronese, rigorosamente IGP, quindi una pesca straordinaria, ma comunque questi sono frutti di stagione che hanno delle loro caratteristiche, delle loro peculiarità, dei valori nutrizionali unici nel loro genere, termina qui. Io vi auguro un buon proseguimento e naturalmente, come sempre, il consiglio: assaggiate la pesca veronese perché la differenza si sente. Grazie.